Bentornati a Mantova Notizie. Elena Zani, parrucchiera mantovana che ha il salone al Boma, è appena tornata da Sanremo, dove ha acconciato e truccato i VIP del festival. Sentite che cosa ci ha raccontato. Una parrucchiera mantovana, Elena Zani, è stata scelta dall'azienda con cui collabora per andare a Sanremo a pettinare e truccare gli artisti del festival. Un'esperienza insolita, particolare e anche molto affascinante. Ora, reduce dalla settimana sanremese, racconta come l'ha vissuta. È esperienza fantastica, positiva, diversa dalla quotidianità, un mondo non comune ovviamente, di VIP dalla mattina alla sera e tutto il mondo che c'è dietro, insomma. Dalla mattina alle 11 fino a notte inoltrata a stretto contatto con i VIP per un ritocco al trucco, una pettinata ai capelli affinché fossero sempre impeccabili per le interviste delle varie TV, radio, giornali e servizi fotografici. Una vita a stretto contatto con i big della canzone italiana che è stata possibile conoscere un po' più da vicino. Sono persone comunque normali, persone che con molte ansie, col fatto di esibirsi poi alla sera avevano bisogno di molta tranquillità, quindi non si poteva scherzare moltissimo se non tenere solo molta tranquillità, a parte alcuni ospiti nella vita in diretta che lì era gente che non aveva l'agitazione del palcoscenico ma semplicemente dell'intervista della vita in diretta, e lì ci siamo veramente divertiti, da Pappalardo che ha dato il massimo a tutto il resto. Ma l'avventura sanremese non è finita qui, infatti tra poco Elena Zani lascerà di nuovo il suo negozio del Boma direzione Sanremo. Si riparte, l'11 marzo si ritorna sempre a Sanremo per premio regia e questa volta sarà un mondo diverso tra attori e registi e quindi toccheremo altri VIP. Se il prossimo anno ci dovesse essere un'altra richiesta per Sanremo? Sono prontissima, ritorno.